Le sirene a tutto volume, i corpi a terra inermi, una madre che piange suo figlio. Sono le immagini del flash mob tenutosi a Thiene. Gli attivisti hanno voluto riprodurre quanto è in corso in Palestina, una fotografia ben lontana dalla realtà dei fatti, ma che ha lanciato un messaggio potentissimo alle oltre 500 persone che hanno assistito in silenzio con gli occhi gonfi di lacrime. 5 ore di mobilitazione pacifica, prima bloccando il casello autostradale dell'A31 Thiene e poi la zona industriale, paralizzando inevitabilmente il traffico. Io oggi scendo in piazza come studentessa perché è necessario. Qualsiasi lezione a scuola oggi è inutile in confronto a quello che sta succedendo lì. È dall'altra parte del mare, ok? Non è dall'altra parte del mondo, e anche se lo fosse, sono comunque i nostri fratelli. È necessario che noi li aiutiamo col poco che possiamo fare. La nostra voce è importante, è significativa. Numerosissimi gli studenti in corteo, tra loro però anche diversi insegnanti. Se non diamo noi il buon esempio, con che faccia ci presentiamo? Lezione gridavano. Questa è la vera lezione di educazione alla cittadinanza che ciascuno di noi, soprattutto i ragazzi, possono dare ai grandi, che oggi non si sono mossi e che devono riflettere sul fatto e sul perché non si siano mossi. Perché dobbiamo ripartire davvero dalla nostra umanità e dal nostro impegno che si spende ogni giorno e che viene costruito insieme in un puzzle che tutti i protagonisti della scuola soprattutto devono avere il coraggio di costruire, perciò ognuno il suo pezzetto. Una manifestazione rumorosa ma pacifica. Non è stato infatti necessario l'intervento delle forze dell'ordine schierate in campo. Soddisfatto il questore Francesco Zerilli perché tutto si è svolto in modo regolare e senza disordini.